Giovedì 30 maggio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Incominciamo con i titoli presenti sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, notizia in primo piano che riguarda l'indagine delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, la Fondazione a Milano, Olimpiadi Invernali 2026, questo è il titolo, interrogatorio Fiume in procura sugli affidamenti di incarichi, servizi e lavori da parte della Fondazione, Novari mai tangenti, l'ex amministratore delegato di Milano Cortina per 9 ore davanti ai PM sulle assunzioni, ho deciso tutto da solo. Le assunzioni in Fondazione Milano Cortina, tante le segnalazioni ma decidevo io, ha risposto l'ex amministratore delegato Vincenzo Novari, e la corruzione nell'appalto dei servizi digitali sono tutti soldi miei. Così il primo amministratore delegato di Mico, poi sostituito da Andrea Varnier, dopo l'interrogatorio durato 9 ore in procura a Milano davanti ai pubblici ministeri Francesco Caiani e Alessandro Gobbis. L'approfondimento a pagina 8. La foto di copertina è dedicata a 6 primi piani di giovani bellunesi, attesa tra i giovani bellunesi per le elezioni dell'8 e del 9 giugno. Facciamo sentire la nostra voce. Il primo voto dei neodiciottenni, che emozione, dalla scuola alla cabina elettorale, il futuro è nostro, la politica deve guardare ai giovani. L'approfondimento di Dallanese a pagina 19. Nelle cronache, omicidio di Fener, inutilizzabili alcune parti della perizia autoptica. Alcuni elementi contenuti nel fascicolo sono inutilizzabili perché troppo suggestivi. È stata accolta l'eccezione del collegio difensivo di Pedro Livert Dominguez Sanchez, uno dei 2 imputati accusati dell'omicidio di Antonio Costa. Ieri la prima udienza del processo, l'approfondimento di Aliprandi a pagina 23. E sempre in merito a un fatto di cronaca, ucciso in Colombia, Casarini, Turra mai arrendersi, così indagammo sulla sua morte. Finalmente Luca Casarini quasi si commuove pensando a Giacomo Turra, ucciso in Colombia. Hanno coperto questo crimine per quasi 30 anni, ricordo tutto ciò che facemmo. L'approfondimento di Ferro a pagina 12. E ancora dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, Cortina coccola i suoi campioni, festeggiati dal comune 160 sportivi di eccellenza. L'approfondimento di De Rosa a pagina 29. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda il fatto di cronaca riportato anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Siamo appunto a Fener, omicidio, la verità da una telecamera, Basso Feltrino, via il processo per il delitto di Fener, 2 dominicani accusati di aver ucciso a pugni e coltellate Angelo Costa, fondamentale una videoregistrazione di quella notte, la difesa chiama 40 testimoni, udienze fissate a luglio. Si è aperto ieri il processo in corte d'assise sull'omicidio di Fener, che vede imputati 2 dominicani con l'accusa di omicidio aggravato per futili motivi. La vittima è Angelo Costa, che vediamo in questo scatto perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, 53enne del posto, colpito secondo l'accusa prima con un pugno e poi con un coltello, ma la difesa ha chiesto di considerare inutilizzabili i verbali sul sequestro del coltello. Gli avvocati hanno poi chiesto di poter mostrare a ognuno dei 40 testimoni chiamati la videoregistrazione di quanto accaduto all'esterno del Canguro Bar affinché possano dare chiare interpretazioni alle immagini. L'approfondimento di Veceglio a pagina 3. Cortina, foto di copertina, l'amministratore delegato di Simico è un modello di architettura. Pista da bob, modello pronto, stiamo rispettando i tempi. L'amministratore delegato di Simico, Fabio Massimo Saldini, davanti al modello appena completato di una parte della pista da bob per le Olimpiadi Milano Cortina, un esempio di architettura, rispettato il cronoprogramma. L'approfondimento di Di Bona lo troveremo a pagina 13. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, altri richiami. Belluno, capoluogo, tassa rifiuti in città la più bassa di tutta Italia, l'approfondimento a pagina 7. Sedico, barriere per disabili, questionario ai cittadini, l'approfondimento a pagina 10. E ancora Diego senza paura a 200 all'ora con la tuta volante, l'approfondimento a pagina 2. Auronzo, senza pace il ritiro estivo della Lazio, il sindaco impone nuove clausole. Ad Auronzo acque del lago Santa Caterina ancora agitate, l'ultimo atto della burrascosa telenovela tra Comune e Lazio è un disciplinare che il municipio ha inviato a Mediasport che cura il ritiro dei romani, in cui praticamente si impongono nuove incombenze a carico della squadra. L'approfondimento di Giuseppini a pagina 13.
Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, sport, pallavolo, Belluno presenta Sai bene, lo schiacciatore promette un torneo al vertice. E una bella notizia che riguarda la nostra Chiara Esotton, mondo della musica, sarà tosca Chiara Esotton alla Scala, questa è la sua dichiarazione, una sfida all'approfondimento di Filinia, pagina 15. Feltre, partito il conto alla rovescia per le sfide cittadine sui pedali, l'approfondimento a pagina 8. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, la prima notizia, che troviamo a pagina 2 è dedicata a un personaggio, Diego Bogo, che vediamo in questo scatto, il bellunese che ha cominciato come paracadutista, all'attivo oltre 1000 lanci e poi si è dedicato anche a fare il base jumper, è l'unico in provincia ed eccolo in questi due scatti, pronto per la partenza e appunto in un momento di esplorazione. Diego, il bellunese volante, con tutta l'area a 200 km orari, Bogo 45enne di Belluno, l'unico base jumper in provincia, precisa: non siamo degli esaltati, ha iniziato come paracadutista ed ha all'attivo 1000 lanci, poi la scoperta della nuova disciplina. Persone normali con un lavoro tranquillo ci criticano, siamo consapevoli del rischio e non andiamo a piangere da nessuno. Queste alcune dichiarazioni che troverete in questa intervista del Gazzettino di Belluno. E ancora, in volo temperature anche a meno 30 gradi, il dislivello massimo raggiunto è di 5.000 metri, ma il pericolo aumenta più in basso. E adesso il fatto di cronaca che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 3, il delitto di Fener, telecamera sul bar, chiediamo a tutti di riconoscersi. Cominciato il processo ai dominicani per l'uccisione del 53enne Angelo Costa, l'accusa sarebbe un'attività inutile da verificare su un possibile blackout. Junior Sedano Sanchez, classe 1981, nato alla Romana, Repubblica Dominicana, residente a Pedavena. Pedro Livert Dominguez Sanchez, classe 1981, nato a Cotuí, Repubblica Dominicana, residente ad Alano. Questi sono gli imputati, si conoscono da tempo, frequentavano spesso il Canguro Bar. Oltre 40 persone fra testimoni ed esperti, da qui fino a fine luglio. La ricostruzione della procura attribuisce il pugno a Junior Sedano e l'accoltellamento a Pedro Dominguez. Altro fatto di cronaca, pagina 5, sesso online, a lezione con la polizia, un successo il progetto realizzato in 3 scuole superiori per mettere in guardia i giovani sui rischi della pornografia, coinvolti 51 alunni di 3 classi che hanno appreso le possibili conseguenze legali di comportamenti indotti da video in rete. Non una di meno, difende consultori e diritto all'aborto. Altra notizia, altro articolo a firma di Giulia Prior. Il 25 maggio è stata una giornata di mobilitazione che ha coinvolto anche la città di Belluno, inserendosi tra le molte mobilitazioni che il movimento Non una di meno ha promosso a livello nazionale dal titolo I consultori sono nostri. E continuiamo con pagina 7, imprenditoria femminile, ripartire dopo la frenata. Bilancio al comitato che rappresenta le donne alla guida delle aziende bellunesi, contrazione delle sedi, meno 100 in 2 anni, penalizzati commercio e agricoltura. Sempre da questa pagina del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 7, tassa per i rifiuti, una bella notizia, Belluno è la città dove si paga meno. Passiamo a Feltre, sfide in bici, conto alla rovescia, giovedì prossimo al Museo Diocesano la presentazione della 24 ore Gravel e Gran Fondo sui pedali fino al 13 luglio. Tra i ciclisti che si sfideranno attorno alle mura della città da venerdì 7 ci sarà anche l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli. 7 ville, ruba un fuoristrada e tiene in ostaggio il cane, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione di ieri, in questo caso del Corriere delle Alpi. Feltre, comunicazione, corso organizzato dal GILF. Per maggiori informazioni gilf.feltre@gmail.com. E adesso passiamo a Santa Giustina, la politica, i 2 candidati sindaco a confronto, affollato martedì sera l'incontro organizzato dalle Acri nella sala parrocchiale tra Ivan Minella e Degno Vigne, affrontati in particolare i problemi legati al benessere della gente guardando ai plessi scolastici e all'urbanistica. Attenzione di entrambi al completamento degli impianti sportivi alle Puliere. Da Pedavena, scuola media, da giugno partono i lavori per rendere il plesso più efficiente. Passiamo a Limana con pagina 10 del Gazzettino di Belluno, giornata dello sport, tante le società a servizio dei giovani, l'evento a Quartiere Europa, organizzazione della Proloco comunale. Sedico, barriere architettoniche, territorio da bonificare, distribuito ai cittadini un questionario nel quale evidenziare le varie criticità. Qualche anno fa studenti e professori della scuola edile avevano testato le strade. E sempre da Sedico, anche in questo caso la politica, i 3 candidati si sfidano stasera al Polo Culturale. Stefano Deon, Cristian Roldo e Gioia Sacchetta si vedranno alle 20:30.
Continuiamo con pagina 11, Pralongo salta il campeggio estivo, problemi gestionali impediscono per ora l'allestimento, vanno sanati prima di procedere ma i tempi sono stretti. La nuova normativa impone che l'organizzazione sia a carico di più scuole, non di un solo istituto come è stato sino ad ora. E siamo a Cortina, opera d'arte in un cantiere modello. L'amministratore delegato di Simico Saldini assiste entusiasta alla realizzazione del segmento della pista da bob, grande esempio di architettura, programma dell'intervento rispettato nonostante il meteo inclemente e in questi giorni proseguono le attività di montaggio. E sempre da Cortina hanno fatto onore al paese i giovani talenti dello sport premiati in piazza dal sindaco. A Auronzo, Lazio in ritiro, ancora attriti tra comune e media sport. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci alle pagine dedicate appunto al bellunese. La prima la troviamo a pagina 17, l'indagine con le scuole, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, pornografia sul web, l'età si abbassa, ma i ragazzi vogliono parlare e sapere. La Polizia di Stato ha lanciato un progetto pilota con Daphne coinvolgendo l'Istituto Calvi, Renier e Segato e Brustolon. Politica, la gru e ferro in Forza Italia, Tosi il partito è in crescita. Il coordinatore regionale ieri è arrivato in città per l'annuncio dei 2 ingressi. De Pellegrin apre al rientro in maggioranza dei 2 consiglieri comunali. E adesso verso le elezioni, la pagina che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Corriere delle Alpi. Importante il nostro voto, vogliamo cambiare le cose. I neo-diciottenni bellunesi sono decisi, il futuro è anche nelle nostre mani. La politica parla di giovani ma non fa nulla per loro, guarda solo a chi lavora. L'articolo a firma di Paola Dallanese. Sono centinaia di diciottenni che l'8 e il 9 giugno si recheranno per la prima volta alle urne, molti non si presenteranno ma la maggior parte lo farà con convinzione ed emozione perché abbiamo voglia di cambiare questa politica che il più delle volte parla tanto di giovani ma concretamente poi non fa nulla. Dicono i ragazzi che chiedono concretezza ma anche uguaglianza sociale e maggiore rispetto per l'ambiente. Sono giovani che tra i vari impegni tra cui si dividono, in primis la scuola, si ritagliano del tempo per andare al voto informati e soprattutto per esprimere una preferenza, perché poi è facile lamentarsi che le cose non vanno se non si è andati a votare. Invece è giusto far sentire la nostra voce e soprattutto far valere il diritto dovere di voto garantito da un'istituzione democratica, dicono Chiara Prior, Sara Vujasinovic e Lorenzo Fant. A 19 anni Pellizzari ha le idee chiare, manterrò le promesse fatte, doppia emozione per Lorenzo, primo voto e in lista a Sedico. Altro esempio in questo caso di un giovane bellunese candidato in questo caso per quanto riguarda le amministrative prossime nel comune di Sedico. Siamo a pagina 20, si chiamerà Trillo, il servizio a chiamata, Biasiotto una svolta per il trasporto locale. Il presidente Dolomiti Bus e il direttore Mariani credono nel progetto, partirà il 10 giugno, previsto un abbonamento estivo da €70. L'accordo con una ditta privata per il controllo dei biglietti, altra novità che interessa il trasporto pubblico della provincia di Belluno. Siamo a pagina 21, montagna primaverile, in Marmolada con la motosega, puliamo il tetto del rifugio. Aurelio Soraruff e Carlo Budel sono arrivati in elicottero fino a Punta Pegna, fino alla croce anche 5 metri di neve, così tanta proteggerà il ghiacciaio. Continuiamo con le notizie che troviamo a pagina 23, l'omicidio di Fener, l'approfondimento anche del Corriere delle Alpi, inutilizzabili parti della perizia autoptica fondata l'eccezione del collegio difensivo. Ieri la prima udienza del processo per il delitto di Antonio Costa, dove sono imputati 2 uomini di origini domenicane. I soliti ignoti in zona Cugliada, sempre da Feltre, ladri notturni al magazzino Gaivi, rubati i soldi nella cassaforte, bottino di qualche migliaio di euro, il furto è stato scoperto dai dipendenti al momento dell'apertura. Sanità e guerra alle liste d'attesa, c'è lo sportello Diritto alle cure, è il primo servizio gratuito in provincia ed è aperto a tutti i bellunesi, con noi prestazioni sanitarie nei tempi fissati dal medico o rimborso. San Gregoro nelle Alpi, i lavori sono terminati, l'ufficio postale ha riaperto i battenti e continuiamo con Fonzaso, Vigneti delle Dolomiti, l'omaggio di Fonzaso a Giovanni Alberton. Il Consiglio Comunale gli conferirà domani la cittadinanza onoraria. Il sindaco Pasa, sua la battaglia vinta per il conferimento dell'IGT, era il 1994. Borgo Valbelluna verso le comunali, Narcisi e Montagna da tutelare, appello del gruppo Natura. L'associazione sprona i candidati sindaci Stefano Cesa e Dario Dalmagro, turismo ecosostenibile, beni ambientali e raccolta rifiuti tra i temi più caldi.
I carabinieri di Ponte di nuovo a casa, lavoro di squadra per la sicurezza, comune, provincia e comando dell'Arma hanno celebrato la conclusione della ristrutturazione della caserma. E ancora da Ponte, alla scuola senza zaino, bimbi e genitori in scena. Val di Zoldo, campeggio la palla al comune, troverà il modo di riavviarlo, l'ufficio scolastico fatta l'ispezione ma non abbiamo sospeso i preparativi, il sindaco De Pellegrin, il comprensivo, ci restituisca la struttura di Pralongo. Agordo, donazione di midollo al Follador de Rossi, Admo fa il pieno di sì. E continuiamo con pagina 29, Cortina premia il meglio dello sport, 160 atleti con vista sulle Olimpiadi. Santo Stefano verso il voto, costruiamo il futuro assieme, Comis presenta la sua squadra, il candidato sindaco domani incontra i cittadini nella sala dell'Unione Montana, massima attenzione alla Galleria Comelico e alla situazione finanziaria. Altre notizie brevi che troverete sempre in questa pagina, Cortina, donne e mondo del lavoro, Fem Factor crea opportunità. Pieve di Cadore è sempre pronto ad aiutare, il Cadore ricorda Unterberger, l'ex sindaco di Pieve Antonia Ciotti conosceva da sempre l'arbitro, ad ogni riunione era presente con suggerimenti concreti. Dalla rubrica Cultura e Società, il teatro Orto Bimba alla Scala dal 1 settembre con la Fenice doppio incarico a tempo. E continuiamo con la rubrica Giorno e Notte, Scuola Edile, il CFS punta sull'arte muraria con Sonia Calabrò e Andric. 3 iniziative di formazione nella sede di Sedico nel mese di luglio, dalle meridiane alla pittura murale e a secco con gli artisti della tradizione. Arte sul Colle, la mostra antologica di Gilberto Casellato, da domani filò Nevegale. E continuiamo con lo sport bellunese, pagina 34, volley Serie A3, sai bene, Belluno ha chiamato, è stato facile dire subito di sì. Il Puma rientra dopo la stagione al Motta, a cui si gioca per stare al vertice. Il direttore sportivo Carniel, l'idea è proseguire e migliorare il lavoro già iniziato. Corsa in montagna, la Lavaredo Ultra Trail, 2 miti dell'arrampicata come Hannod Eld Caldwell. E ancora dal rugby Serie B, Bernardi, capitano e colonna del Belluno. Il Feltre mi cerca, io sono felice qui. Ciclismo, il 7-8 giugno, l'ex juventino Ravanelli, Pellegrino, Zorzi e Sanchini tra le stelle della 24 ore. E ancora sport per Ale, lo Schiara è l'ideale per ripartire, qui mi sento a casa. Calcio di prima categoria, parla il successore di Bozzolla, il giallonero, girano cifre assurde, la politica 0 euro di Tisoi è quella giusta. E ancora dal calcio, prima categoria, Curti un altro anno all'Entiai, le ultime 2 stagioni nel cuore della comunità. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, tempo instabile, perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto su zone montane e pedemontane, in pianura nubi più regolari con possibilità di qualche schiarita specie nella seconda parte della giornata. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.